Buongiorno da Leandro Maggi, lo vivo in diretta. Siamo in collegamento con Nicola Veronese, tagliolese doc, ma soprattutto uno dei 40 scienziati più accreditati, giovani scienziati. Ciao Nicola! Ciao, ciao Leandro, ciao caro. Allora, cos'è questa nuova e importante qualifica che ti hanno dato? Allora, in pratica è, diciamo, un riconoscimento che è stato dato alle persone che hanno pubblicato in pratica dopo il 2013, quindi ovviamente diciamo giovani, e che è stato dato a livello sia italiano sia mondiale, per cui a livello mondiale sono 40esimo, a livello italiano secondo, e questo fa sicuramente diciamo piacere. E quello è basato soprattutto sul numero di citazioni, quindi quante volte tu vieni citato. Ovviamente in pratica nel nostro mondo tu vieni citato, sei uno degli articoli che sono scritti bene, ma soprattutto che, su cui ti puoi appoggiare per fare la tua ricerca, insomma. I tuoi studi in particolare perché sono stati così osservati da tutti gli scienziati del mondo? Perché probabilmente, come si può dire, dicono secondo me delle cose nuove, ovviamente, quindi delle cose che prima non erano state dette, vengono dette in maniera, spero, credo, semplice, per cui un altro ricercatore, non so, in Giappone, in Australia, lo capisce e lo può quindi citare come base per la sua ricerca, ovviamente. Ecco, tu sei professore all'Università di Palermo. Prima però hai Certo. seguito una serie di case di riposo di RSA in provincia di Treviso. Cosa ti manca di quell'esperienza e cosa ti dà in più questa esperienza nuova? Allora, mi manca innanzitutto che lì ero in provincia di Venezia e quindi, come si può dire, ero anche più vicino ovviamente a casa, sicuramente in un ambito come quello veneto, che conosco ovviamente meglio perché lì sono cresciuto e mi sono laureato, specializzato, eccetera, ovviamente Leandro. Qua però sono un professore universitario, quindi sono un po' più in un ambiente di ricerca molto stimolante, perché l'Università di Palermo, la geriatria di Palermo, è una geriatria storica in Italia, è stata una delle prime assolutamente. Ho veramente anche dei ragazzi, sono molto giovani, però è molto stimolante insegnare a loro, anche ricevere da loro degli spunti, ovviamente sia di ricerca che assistenziali clinici, insomma. Molti della tua generazione sono andati via dal nostro territorio. Primo, se ritornerai o se ritorneresti, ti faccio un condizionale, ritorneresti ancora qua da noi e perché abbiamo, cioè, gente come te è costretta ad andare fuori? Sai Andro, questo è un discorso secondo me molto complesso. Allora, io sarei rimasto volentieri a Padova ancora quando 4, 5, 10 anni fa, quello che è. Purtroppo lì non c'erano posizioni, purtroppo ci sono state altre scelte, diciamolo così, senza entrare in polemica, e poi mi si è aperta, diciamo, questa prospettiva. Però mi dico anche che per noi ricercatori del 2022 è necessario viaggiare all'estero, è necessario viaggiare in Italia, vedere altri mondi, imparando le cose buone e le cose tristi, ovviamente, diciamo, di ogni luogo. Ritornerei? Beh, sai, io sono un po', come si può dire, diviso da questo punto di vista. Io qua a Palermo mi trovo benissimo, ho un bel luogo, i colleghi sono veramente graziosissimi, come si dice a Palermo, insomma, così. È un ambiente molto, molto bello, molto caldo, molto accogliente. Certo, mi dico sempre, tu Nicola sei a 850 km da casa tua, e quindi ovviamente, come quando ero in America a St. Louis, ero a 10.000 e passa chilometri da casa mia, nostalgia di casa c'è sempre, insomma, ecco. Un'ultima domanda romantica, cosa ti manca del Delta? Oh, mi mancano un sacco di cose, guarda, innanzitutto il mangiare, perché ogni tanto ti dico la verità, paradossalmente mi manca la nebbia. Sì. Giuro. Qua oggi a Palermo ci sono quanti 20-25 gradi, mi sono messo sto golfino qua, ma in realtà sto sudando e ti giuro che ogni tanto mi mancano, sai, anche quella nebbia, quella tranquillità che la nebbia mi dà. Ho fatto 20 anni della mia vita taglio di poi, quindi è qualcosa che ogni tanto sembra paradossale, ma mi manca.